Castello Carrarese, Padova, a metà del 1200 dimora del tiranno Ezzelino da Romano, luogo mistico, misterioso, fortezza militare, poi la Torlonga, gli affreschi durante il dominio dei Carraresi. Il recente passato quando fu carcere. È in questi ambienti che i Ghost Hunters di Padova hanno concentrato le loro ricerche di presenze, di ombre, di segnali dal passato. Il nostro viaggio nel mistero ci porta a Padova, in uno dei luoghi storici, architettonici e militari più importanti della città. Con la caduta dei Da Carrara, avvenuta nel 1405, il castello finì nelle mani della Repubblica di Venezia. A seguito del lungo periodo di pace di cui godette la città sotto il dominio della Serenissima, il valore strategico militare del castello viene meno. Cacciatori di fantasmi in azione, le loro particolari strumentazioni. Dicono che possono catturare vibrazioni impercettibili all'uomo, suoni non identificabili dall'orecchio umano. Alcuni sostengono che nell'oscurità della notte si possono udire urla spettrali, provenire dalla torre e dalle prigioni. Si narra anche di una piccola fiammella che sembrerebbe apparire sopra la sommità della Torlonga, per poi scendere velocemente e scomparire tra le acque del fiume. Le immagini girate dal gruppo di Padova davvero suggestive. Realtà e suggestione, scienza, scetticismo e ignoto, il buio oltre il quale non si vede o non si vuole vedere. L'anima di chi non c'è più, i cui resti, dicono i Ghostbusters nostrani, possono rimanere tra le mura che hanno raccolto emozioni, sofferenze in passato, le mura della storia. Le indagini sul paranormale dei Ghost Hunters di Padova sono state autorizzate e patrocinate dall'assessorato alla cultura del comune. La storia sono fatti che finiscono con diventare leggenda e le leggende sono bugie che finiscono con diventare storia. Sì.